26 e 30 anni. Uno artigiano, l'altro commerciante, incensurati, insospettabili e con una doppia vita, perché la piazza di spaccio di marijuana del Solighese molto probabilmente era loro appannaggio. L'operazione dei carabinieri di Vittorio Veneto e Valdobbiadene, impegnati nelle indagini sul traffico di droga nel quartiere del Piave, ha consentito di sequestrare 7 kg di droga, 24.000 euro e una pistola dotata di 40 proiettili. Il primo a essere fermato ieri sera a Pieve di Soligo è stato un 26 anni di Susegana che nella vettura nascondeva 1 chilo di marijuana e 6.100 euro. Si trovava già nei pressi della casa del complice, al quale con tutta evidenza stava portando la sostanza. Ed è scattato il blitz, lasciando il trentenne totalmente di sorpresa. Il soggetto in abitazione aveva un appuntamento con l'altra persona che è stata fermata in macchina, quindi quando i carabinieri hanno citofonato, il soggetto ha aperto direttamente la porta senza neanche chiedere chi fosse e si è ritrovati i carabinieri e poi sono succedute le operazioni di controllo. In alcuni scatoloni nello sgabuzzino c'erano gli altri 6 kg di droga e poi 17.500 euro, un bilancino di precisione e la semiautomatica detenuta illegalmente. Immediato l'arresto per i due. Ma le operazioni antidroga dei carabinieri non sono finite qui. Sempre nella serata di ieri, a Quinto di Treviso, i militari del nucleo operativo radiomobile della compagnia del capoluogo hanno arrestato un 22enne nigeriano che sulla Nualese aveva appena venduto dosi di cocaina a 2 clienti della zona. Lo facevano da diversi mesi, una settantina le cessioni di droga sinora accertate per un valore complessivo di 2.500 euro.